Buonasera a tutti ragazzi, quindi qui oggi, anzi stasera fa un po' freddino, quindi la temperatura diciamo che qua è abbassata un pochino, quindi non dico che fa freddo, ma comunque si sente il frescolino, come lo dico io, quindi mi sa che il caldo è terminato, quindi possiamo incominciare a mettere qualche trapuntina, qualche piumoncino in effetti, quindi ma credo che un po' in tutta l'Italia sia così, quindi se a Salerno fa frescolino, immaginiamo dalle altre parti, quindi credo che deve essere per forza così. Perlomeno qui da me la temperatura secondo me è scesa, non dico di molto. Oh, fa cavolo, Anto. Franci, no, qua no, ti dico la verità. Stranamente io ho la maglietta stasera, quindi non credo, non lo so, se scherzi oppure io, di solito, guarda, io ho sempre, diciamo, sto sempre scoperto, stasera sto coperto, quindi non lo so, quindi stasera vedi, c'ho la maglietta, fa frescolino, quindi perlomeno qua da me sì. Diciamo che stare qua fuori alla finestra per me scopri di non lo so. No, stasera sì, non dico freddo freddo, però fuori giù si stava frizzante. Stamattina buttava un vento esagerato, mi sono messo addirittura il piumino. Visto, Francesco, mica sto scoperto e mi dicono copriti. Sto senza maglietta e mi dici, stai nudo, quindi vedi, non sono mai contenti. È come il matrimonio, Francesco. Se fai troppo, dicono, mamma mia, chi ha fatto? Poi se non lo fai così così, dice, e chi ha fatto questo? Quindi la gente deve parlare sempre, quindi o nel bene o nel male devono parlare. Quindi è proprio così, la vita è fatta così. La tomba della vita. Perranelle? Oh, stati zitto, fra che stamattina mi sono messo un giubbino che non mi andava, veramente, mi sono rimasto quasi scioccato un pochino. Io avevo un, come si chiama? Quei piumoncini, quelli lì leggeri, quindi quello di più mi andava, non mi si chiudeva. Stamattina me lo sono messo, mi andava benissimo, quindi diciamo che i 17 kg si vedono proprio, quindi stamattina mi sono messo questo giubbino perché buttava un vento esagerato qua e mi sono meravigliato che si chiudeva la cerniera. Io ti ho detto, boh, ho detto possibile. In effetti pure mamma ha detto, ma quanto hai perso? E mi sono pesato, in effetti ho perso 17 kg, mo. Quindi devo passare sto 17 perché non mi piace, devo arrivare magari a 18. Se no 17 già dico grazie, già stiamo belli, belli inguaiati qua, 17 non mi piace. Quindi devo perdere assolutamente subito un altro chilo perché devo togliere questo numero che non mi piace, come dico io. Quindi date che tempo fa Francesco più o meno. Qui diciamo che no, fra, no, non mi piace, guarda, ti dico la verità, no, no. Arrivato a un certo punto io mi fermo perché a me non piace essere magri, quindi partiamo, io sono stato sempre normale, né chat e né sick, quindi non voglio essere di più, voglio essere normale. Quindi no, quelle cose stecchette, no, no, quello no. Io devo, so doppio come dico io. Poi io sono di ossatura proprio grande, muscoloso, quindi non posso diventare magro. Sì, sono stato sempre sciotto, avvocate, quindi non posso diventare secco come dico io. Cioè magro non diventerò mai. Cioè posso pure diventare, ma poi sto brutto, no? C'è un mio amico che era troppo grasso e vabbè, ha fatto una dieta, ha perso 70 kg,
Mi sembra mio nonno, ti giuro. Cioè, mi sembra il nonno. Sta meglio mio padre messo. Ha perso talmente tanti che proprio no, mi pare mio nonno, c'ha la faccia che mi pare che, sai, quei tossici che camminano per Napoli, per Salerno, uguale. No, Franci, ma io sto bene, fra. Ah, fra, io sto bene, vedi? Secondo te ti sembro magro io, fra? No, ja. La signora avvocatella, poi ti piglia la capo? Ma capo non tanto. Mo? Quindi no, no, sono sempre stato bello forte, quindi non cambierò mai. Quindi altri pochi chili, poi basta. Perché snello non mi piace, ragazzi, la verità. Perlomeno a me, eh. Poi la porta, ma qua porta, fra, ma divvi sti flash di tuoi, fra. Allora, il ferro da stiro, il letto qua, il ventilatore, i pupazzi, il lampadario, no, non ci sta niente, la porta è chiusa, fra. Secondo me devi drogarti di meno pure tu, fra. Vaffanculo, fra, tu i fantasmi di tuoi. Invece di pigli fissazioni, già pigli fissazioni per fatti miei. Non ci sta niente. Vedo un'ombra, sì. Sta niente. Che avete mangiato di bello, ragazzi, dai. Diciamo che cosa? Troppa insalata. Sì, stavano i ragazzi giù prima, voglia di insalata, però. Ci stava proprio un insalatone giù, che era una cosa esagerata. Stavano tutti belli insalanati, come dico io. Stavano tutti belli pimpanti. Mo se ne sono andati, hanno fatto tregua. Cosa hai mangiato di buono, fra, stasera, dai? Allora, io oggi ho mangiato pasta e pomodoro, 100 grammi, e stasera due coscette di pollo con carote lesse. Quindi ho finito quella dieta senza carboidrati perché era troppo dura per me, non ce la facevo, la verità. E poi parliamoci chiaro. Patate! Ieri ho fatto pasta e patate e tu l'hai visto, ho fatto il video poi. Ho fatto una bella pasta e patate, viva la patata! Stamattina ho preso un sacco di 99, proprio stava una bella offerta, l'ho preso, quindi sto sempre pieno di patate in casa. Quindi sono sceso presto stamattina, sempre sta corsa di andare subito al supermercato. E stava l'offerta 5 kg, 1,99, quindi l'ho presa. No, stamattina stavano belle offerte. Ho preso 3 pacchi di Kimbo, fra pasta e zucca, 3 kg di 3 kg, 3 pacchetti di Kimbo, 3,99 stavano in offerta stamattina. Li ho presi giusto perché così li tengo ben conservati. Poi ho preso il Biopresto 80 misurini, il fustone grosso 6,50 euro eppure l'ho preso. Poi stava l'acqua sorgesana 6 bottiglie 1 euro eppure l'ho presa. Stamattina stava ottimi i prezzi, la verità, fra. Copriti. E come molto, come hai detto, voglio stare a Nuoro, voglio stare un pochino per pigliare sta roba che stava in offerta, la verità. Non mi serviva nulla perché comunque la casa senza offesa ci sta la roba. Però ho detto scendo appositamente per prendere sta roba. Sì, sì, beata, sette trapunto, no. Sono sceso proprio per sto fatto qua, fra. Avevo tutto in casa, però ho detto vado, prendo il detersivo, poi prendo questo. Stavano i prezzi ottimi, quindi meglio approfittare perché poi sai, finisce ci vuole un po' di morbido da abbracciare.
Ma va con te, poi dici che sono io cattiva, vedi? Qualcosa di morbido, sei sicuro? Qualcosa di morbido? Ho problemi su questa cosa. Morbido non direi, diciamo, Poi dite che sono io, il cattivo qua. Allora, meteo, vediamo, avvocatella dice sto piumone, vediamo. Un pupazzo, eh sì, ha trovato un pupazzo. Qua ce ne stanno un sacco di pupazzi. Che pupazzo vuoi? Ape mai, eh? Che vuoi? Stanno le ciabatte a pupazzo? Che ti serve? Velutato? Non ce la posso fare, però. Poi fra dice anche Fabiola. Fabiola fa già la vellutata di pisella a finale. Allora, qualcosa di morbido. Non credo tanto, qualcosa di più, come dobbiamo dire, massiccia, no, no, non è la parola adatta, qualcosa, no, dopo siamo volgari, non possiamo dirle, vabbè, lasciamo stare. Ben dotata di peselli. Stasera hanno fatto tutti festa, la signora incoronata forse sarà ritirata da poco, quindi, boh, secondo me la signora Grazia, ah sì, la signora Grazia sicuramente mi ha tradito stasera per, c'è quel programma che lei vede, come si chiama? Quarto grado lì. Quindi sicuramente la signora Grazia starà guardando sto quarto grado che poi dicono sempre le stesse cose, non lo so. Andare anche noi a fare i pastori, come dobbiamo dire? Se no è volgare poi. Dopo dice Giuseppe, tu parli sempre un po' particolare. Allora, dopo questo video, ognuno di noi andrà a fare il pastore. Quindi il pastore automaticamente porta le pecore. Quindi automaticamente noi andremo a pascolare, quindi a fare le pecore, fare la pecora a singolare. A patate, vabbè, Francesca è andato dritto a sonno. Sì, sì, dopo, sì, dopo mangio patata. Patata, sì, 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 patata, sì, perché le patate fanno bene. Il dottore me l'ha detto comunque. E il dottore mi fido io, è pazzo come me, però mi fido, la verità. Quindi meteo Friuli 14 gradi, io mi devo guardare a Salerno. Allora, Salerno, noi stiamo a 17 a finale, quindi non è che stiamo proprio... Vediamo Napoli da Francesco, Napoli, vediamo lui a quando sta. Quindi fa perdere peso la patata, perciò sono dimagrita allora, fra io, allora questo è il vero motivo. Azza, io convinto che era l'alimentazione, no? Ma mi fai mettere un altro pensiero in testa allora. Mi fai preoccupare, mo. E allora qua dobbiamo fare colazione patate, pranzo patate e cena patate allora. E per forza. Io devo perdere altri 12 kg, quindi 18 e 12, 30, così il dottore si sta zitto e dice finalmente hai perso 30 kg. Per forza. Anzi, io convinto che era la pasta e pane. Vedi? Sbaglio sempre. Speriamo che domani e dopodomani, fra, non succede nulla di che aumenta tutto sto casino che sta in giro, se no qua lunedì siamo tutti fregati, veramente. Poi ha voglia di patate, poi. Quindi speriamo che domani e dopodomani si tranquillizzi un po' sta situazione che sta in campo. Detto diciamo napoletanamente cazzi amari, quindi in italiano volatili amari. Poi se lo diciamo in napoletano cazzi amari. Quindi la doppia traduzione perché giustamente qualcuno non può capire, dice che sono i volatili amari e giustamente ha pure ragione, quindi traducendo poi capisce. Quindi speriamo di non fare Gerusalemme. Tu c'hai il balcone, io dove lo faccio qua? Io manco il balcone, cioè, dove faccio in Gerusalemme io?
Sì, senza zucchero per diabetici. Sì, volatili amari, cazzi amari sono. Avvocato, se allora, quello già l'ha detto in conferenza stampa 2 ore fa, 3 ore fa. Ha detto 4 giorni. Linea Houston, abbiamo problemi, Houston. Houston, problemi. Stiamo perdendo Francesco, contatto. Houston. Ci sono problemi di interferenza sulla Salerno-Napoli. Franco, ci sei, Fra? Quindi speriamo, se no qua Fra prepara la calzamaglia. La vedo proprio dura. Dura è la parola giusta, sì, dura. La vedo dura. Incoronata, buonasera. T'à posto. Houston, ci siamo, incoronata, ci siamo. Abbiamo 3 guardoni, ma siamo tutti presenti. Vabbè, dai, stasera siamo più pochini. Di solito i guardoni sono molto, molto di più, eh. Sì, sì, tutto bene, tutto bene. Quindi hai terminato poco fa oppure molto prima? Quindi non mi dite che preparo Fier. E ma sa, camma, oh, lasciamo. No, ha fatto il miracolo allora. È alle 5, ma che miracolo allora. Ma stiamo inguaiato, fra, veramente, secondo me ci dobbiamo buttare la pina veramente. Speriamo che questo lunedì si sveglia bene. Se no veramente sono volati via mare. Cazzi amari. Ma tu hai visto quanto ne siamo oggi? 5.000 e passa, dai. Ah, ecco il motivo, ancora no. Se no, azz che stiva a casa, i 5 tu. Hai terminato alle 5 perché era poca roba da fare, non perché ha fatto la grazia il capo. No, è il fatto che ci stanno troppi contagiati e forse lunedì qui vogliono chiudere, quindi stiamo dicendo ci buttiamo a rapina. 20.000, non l'ho visto, devo guardare troppo, fra, perché ho pensato solo ho fatto Salerno e Italia. Dopo devo controllare per sfizio. Ancora no, questo già ha detto che lunedì se continua così chiude tutto, quindi un macello proprio. Immagina che già non lavoriamo da tanto tempo, quindi io e Francesco stiamo preparando ferri e calze mai. Quindi, estremi mali, estremi rimedi. Io sto qua. E beata a te, avvocato, tu stai bella tranquilla, qua stiamo nell'inferno qua noi. Friuli Venezia Giulia, anche oggi comunque erano parecchi contagiati, eh. Quindi da bollettino pure erano parecchi. Ah, short che teniamo noi non troviamo niente, sono convinto. La fortuna che abbiamo fra noi, non troviamo, dici scusate, già ci hanno fatto. Sono convinto, guarda. Davvero si mette male, lo vedo proprio un brutto Natale, Francesca, la verità, già da adesso. Dove ti giri, senti questa parola, quel rione, quel... Ho appena pagato a me, per me questa cosa. Ci serve un palo, Avvocatella sta troppo lontano, dove pigliamo palo? A Friuli Venezia Giulia, Francesca. Dico, avvocato, scendi un attimo e vieni a fu palo.
Poi se chiudono le regioni, come scende? Vabbè, con le streghe, viene con la scopa, mi riscordo. Vita incoronata. Incoronata, tu o viene la fine del mondo, o non viene. Ah, abbiamo trovato la signora incoronata, fai palo, vedi? Quindi molto più vicino. Incoronata fu palo. Mamma mia, la vedo proprio male, ragazzi. Ma a parte gli scherzi, speriamo che questo lunedì si alza buono. No, anzi, spero che domani e dopodomani qua si abbassano proprio. Non dico almeno la metà, se no questo ci martella veramente. È normale, è incaronato, no? Il palo pure piglia i soldi, non è che pigliamo solo noi, è normale, è incaronato. Allora, subito fa la talpa. Tappost! Caluk na vai, tappost! Mamma mia, ragazzi. Tappost! Senti quello urla e là, e io faccio tappost! Stiamo a Gomorra qua. Tappost! Ehi, scende. Lo senti, no? Penso di sì. Si sente, no? Qua stiamo nel Bronx, fra. Qua prima che arriva, quindi sta girando. Mannaggia te la camorra. Vedi, senti ancora che urla, vedi? Ailla. Senti, quello dice Ailla, significa ecco là. Ailla significa guarda là, in napoletano. No, qua dicono guarda là, capi? E si capisce che cos'è. Se uno dice guarda là, allora tutti quanti già capiscono, guarda, guardati intorno. E mo è passato sotto qui che camminava e diceva guarda là, e poi camminava ancora, guarda là. Stiamo a Gomorra qua. Carabinieri, no, qua no, qua fanno una parola, diciamo. Guarda là significa in poche parole è come dire fai attenzione, no? Mo con sta cosa delle mascherine, quindi gira pure di più. No, anche io voglio. Avvocate, tu chissà in quale paese stai messa, no? Allora, per fare questo devi andare tipo un quartiere come Napoli, come Salerno, quindi vivere in città, in un quartiere un po' particolare, allora puoi fare pure tu. Quindi diciamo che qua... Ah, Maronna. No, qua prima che arriva già si sa. Voglio fare la... Da fare la sentinella, da fare un palo, da fare... Da fare come a quelli quando entrano nei quartieri spagnoli a Napoli, che stanno i ragazzi seduti e come già quelli dall'altra parte lo sanno. Lo fa la sentinella, avvocato, e forse che vuoi sta andare a camorra, che di cose losche. Ma ci sono questi quartieri, anzi questo è uno dei tanti qua a Matierno, qua addirittura dicono il branco. Le più brutte sono qui, centro storico di Salerno e quartieri alti. Quartiere Napoli. No, qua noi abbiamo Matierno e poi abbiamo il centro storico di Salerno dove sta la Movida e poi ci sta Mariconda che è un lato orientale. Diciamo 3-4 quartieri che sono un po'...
Euforici, va. Un po' pimpanti. Ah, un film, il colpo del secolo. Ma fa la bancarità. Fragile, ma se andiamo al Vaticano non facciamo prima. Andiamo in tuo Papa direttamente. Dici, signor Papa, qua ci sta tantissimo oro. Ma un pezzettino non si potesse avere. Io mi ricordo quando sono andato a Roma al Vaticano, mi guardavano quelle guardie svizzere appresso e che io una volta ho domandato pure alla guida, ho detto ma scusate, ma questa cosa gialla, ho detto ma è oro o è pittata così? E quello mi disse, Francesco, mi disse no no, qua è tutto oro, giovanotto, perciò ci stanno tutte queste telecamere. E io pensavo un candelabro di quello, sai quanto pesa? Mamma mia, stava un candelabro francese bellissimo. Secondo me pesava 7-8 kg. Era oro massiccio. Ho detto, mamma mia, se piglio sto pezzo mi salvo. Ma che cos'era? Un pezzo, eh? Non è che era chissà che, francese. Un candelabro antichissimo, tutto d'oro. Mannaggia la miseria, veramente. Potevo vivere tranquillamente. Ma che cos'era là? Guarda, immagina portare 8 kg di oro a dire no, di questi tempi poi, quando l'oro va a 40 euro al grammo. Eh, Credo bella roba, eh. Poi il valore poi, diciamo, è una cosa antica, poi mettiamo anche il valore storico. Tu? No, eh sì, ancora no, ma a parte i 6-7 kg, 8 kg di oro, ma poi è una cosa antichissima, quindi chissà da quanti secoli sta là. Una voglia. Poi ci sono i collezionisti e sanno che quello viene da lì. La voglia ti riempiono proprio di, di soldi. 2 o 3 ore di visibilità. Scivaliggiare tutte le banche possibili e immaginabili. Già immagino, ti incoronò. Subito, subito. No. Intanto ragazzi qua scherzando e ridendo mi sa che lunedì speriamo non arrivi sta brutta notizia perché sennò stiamo messi maluccio un pochino, eh. Fammi vedere, Francesco mi ha messo mo contagi Francia, possibile? Non ho letto proprio, contagi Francia, faccia mia, stiamo rovinati proprio. Hai ragione, Fra. Coronavirus, massima allerta in Francia, più di 20.000 positivi in 24 ore. Quindi eccolo qua. L'ha pubblicato La Repubblica un'ora fa. Stiamo proprio male, ragazzi, qui, eh. Quindi questo è un dato ufficiale della sanità proprio, quindi stiamo messi maluccio. Allora, coronavirus, sempre la Repubblica nel mondo. Brava, io sto proprio, devo buttarmi a rapina pure io. Coronavirus nel mondo per la prima volta in Europa, 100.000 contagi in un giorno. Madrid dichiara stato d'emergenza, quindi stiamo messi male ragazzi, veramente. Qua non so come finirà, ma non voglio manco sapere, la verità proprio. Quindi adesso l'ho letto proprio sul sito della salute mondiale, quindi la famosa organizzazione mondiale della sanità. Oh, sta gente che vorrebbe stare molto a pecora e non ci sta, tu ti lamenti, dai. Guarda, vedi, a chi troppo e chi niente. Sono rimasti cambiati a segni ballerini. E fai balla, fra.
Smokey Everyday Red. Buonasera. Ma signora avvocatella, ma chi volete mettere sotto? Ma chi è questo Davide, mo? A chi volete mettere sotto? Fai bene, avvocatella, fai bene. E one by like a free moment ready to go. Ah no, mica a me, questo signore fortunato, mica sto parlando di me, io sto parlando chi è questo fortunato. Io mica ho detto io, ho detto questo signore lì che vuoi mettere sotto, ho detto beato lui. Ah, figurati, incoronata. No, ragazzi, Smook è italiana, è donna, quindi non è English, quindi è italiana. Quindi ha scritto in inglese, però è italiana. Hai indovinato, Fra? Hai vinto. Non sei una donna, sei un uomo Smook. L'ultima volta mi hai detto che eri donna. Anche perché l'ultima volta mi sembri che mi hai scritto. Ma di solito deve essere una signora. Se no, non mi scrive un uomo sono bella. Quindi non è che Francesco mi scrive Giuseppe sei bella. Cioè, lo potrebbe dire scherzosamente. Come ho detto pure io a volte che Francesco è un bell'uomo, ma lo dico in modo così. Invece l'ultima volta mi hai scritto sei bello, quindi è un po' strano, no? Che poi sei uomo e vuoi dire sei bello, ma l'amor di Dio, eh? Pisellone. Mi ricordo che hai scritto questa parola. Io ho detto sei donna, sì, ma adesso dici sei uomo, quindi decidi di cosa sei. Sì, le celesti, celefrid rose. Vabbè, ma guarda, mo ti dico una cosa, no? Mo, chiunque tu sia, no? L'importante, come ho sempre detto, guarda, sinceramente, l'importante è che nessuno dia fastidio, ma o sei la signora o non sei la signora, a me non importa, quindi io parlo con te, con tutti, quindi l'importante è che sul canale non si faccia casino, quindi questo è quello che ho sempre cercato, quindi mo che vuoi essere o non può essere, a me non importa, l'importante è che il canale non si bisticcia nessuno, va tranquillo, quindi poi sei o non sei, non importa. Quindi, giusto per dire, quindi ci sono molti che credono che io voglia bloccare la signora perché per gusto mio, no, io la blocco perché a un certo punto incomincia a sconnettere e quindi viene bloccato. Quindi non è perché io lo faccio per dispetto oppure per qualche cosa, quindi se le persone si comportano bene io non blocco nessuno, quindi indipendentemente da chi sei, eh. No, vabbè, ma non devi giustificarti, Smuka, a finale, eh. Prima con le buone, poi minacciava tutti quanti noi, quindi è stata bloccata più volte. Quindi questa è la famosa signora che noi diciamo. Quindi una signora che una nostra ex che arrivava sul canale prima incominciava dolcemente e poi finiva sempre con minacciare quotidianamente tutti, quindi e puntualmente veniva bloccata, rifaceva account sempre falsi, ne avrò bloccati forse 1000, 2000, 3000, non lo so, quindi un macello ne ho bloccati, quindi
Allora, quando vediamo un nome nuovo ci preoccupiamo perché diciamo, ma è lei o non è lei? Però, ripeto, indipendentemente da ciò, se si comportano tutti bene, io non blocco a nessuno. Quindi questo volevo dire, quindi non è che io blocco per sfizio, che uno si vuole fare una chiacchierata la sera, io faccio tutte le sere alle 21:30 una live, quindi parlo con tutti, quindi non è un problema di chi c'è, io parlo con tutti. No, ma no, no, io blocco solo proprio quando vedo estremo, eh. Non si fa, non si fa. No, quando vedo che offendono oppure fanno queste cose qua li blocco, quindi a parte che YouTube li blocca, no, 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 no. A parte che YouTube se vede che si fa un discorso, anzi dei messaggi, se non lo faccio io lo fa lui, quindi diciamo con, specialmente ma ultimamente si è fatto un po' più severo e lo fa lui in automatico, quindi quando legge dei messaggi minacciosi, queste cose qua, blocca direttamente YouTube, neanche io, quindi diciamo che è così. Bomboloni, Francesco, qua voglia di bomboloni, ripeto, i ragazzi non ci stanno giù, quindi allora diciamo che qua più o meno tutta Materna fuma, quindi chi è che non li fa? Forse io dopo tanti anni. Trick e track, ma qua sì, a voglia, qui è pieno di trick e track, bomboloni, a voglia. Secondo me domani sarà un'altra bella giornata, anche se la temperatura, diciamo, è cambiata un pochino. Vabbè, chi fa i cannoni, chi fa i cannoli, ognuno poi si arrangia come può. No, no, ragazzi, io solo patate, mi dispiace, quindi cannoni non posso, quindi mi dispiace, i cannoni prendetevi voi, i cannoli. Io purtroppo sono vecchia guardia, quindi patate. Quindi mi dispiace, ragazzi, io sono un po' all'antica, diciamo, va. Quindi patate, 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 patate. E diciamo che la penso un po' all'antica, va. Stiamo un po'. No, i gnocchi di patata. No, io non fumo neanche più le sigarette, quindi sinceramente non mi va proprio, quindi ho tolto tutti i vizi tranne uno. Quindi mi è rimasto solo un vizio e mi basta. No, non vado in paranoia, no, solo che non voglio proprio, non mi viene, no, sono 24 anni. No, nessuno riesce a farmi a me. Quindi un solo vizio mi è rimasto buono, mi accontento di quello. Quindi diciamo il mio vizio, come dice Francesco, patata, dico io. Digli di smettere dare il tormento a me. Non capisco che significa. O perlomeno, che ne so, io sto leggendo i messaggi. Allora, smoke, smoke, smoke. Visualizzi i messaggi. Ecco qua. Il mio piacere è dare il tormento a te. Ma io non ti sto facendo nulla, guarda.
A me in corona dice che io sono il suo tormento. Ah, tu prima dici che, come ha detto in coronata, che vuole quel signore che vuole stare sopra e poi dice che sono io. Vabbè, avvocato, mi fa piacere, auguri comunque per quel signore che vuoi conoscere, mi fa piacere. Quindi abbiamo scoperto un'altra cosa nuova. Ecco un UFO che si avvicina. Quindi, no, che c'entro io? Tu hai detto me lo metto sotto, quindi beato lui, ho detto, quindi che c'entro io? Però mi fa piacere, guarda, eh. Io sono molto aperto su queste cose. No, ancora no, ma figurati, non mi interessa, ma figurati. Però di dare la colpa a me, no. Ecco, Franci, vedi, c'è l'UFO che cammina, vedi, lampeggio rosso. No, Franci, guarda, non è che io... Eccolo qua. Vedi, è un aereo. Io dico un UFO per scherzare, però ci sta, vedi? No, no, ma non lo voglio proprio sapere, ancora no, ma figurati, io su queste cose non scherzo mai, figurati. Qua già stiamo pieni di guai, qua ci manca solo questo. Vedi, francesi, vedi col cellulare, vedi? L'UFO. No, io ho detto semplicemente, ho fatto la battuta, mi fa piacere per la signora. Questo dicevo, non mi interessa il nome, anche perché ne so tanti di nomi, io può darsi che lo so sicuramente, quindi figuriamoci. Ho girato tutta la Campania, si può dire, Cilento, Calabria, quindi sicuro so il nome, ma non lo voglio sapere, già ho tantissimi guai. Era un aereo comunque francese a finale, quindi boh, non lo so. Sì, sì, sarà un pugliese, sì, sì. Ma io conosco 4-5 persone importanti, sicuro è uno di quelli lì che dico io, che so io, voglio dire. Come terremoto. Ma dove in Puglia? E tu ti sei spostato il pacchetto di sigarette, hai detto. Vabbè, forse è stato il fantasma, ancora no allora. Incoronata, basta fumare, ti fa male, vedi, incominci a vedere gli oggetti che si muovono, si inizia così, quindi basta. Quindi vedi, Franci, i bomboloni che effetto che fanno? Poi uno vede... te l'ho detto, incoronata, non devi... Niente insalata, dai, sei grande. Oppure cambia, bravo, cambia, dassi che non è buono. Una volta mi è capitato, Franci, ero un ragazzo, ma veramente... no, fa bene, ero un ragazzo e avevo il vizio fra di giocare a carte napoletane con un mio amico. Avevamo fumato dei bomboloni possenti e improvvisamente, Franci, ho visto, stavo giocando asso bastone, quindi ma ti giuro, fra, ho visto le carte di camminare, ho visto le carte che avevo in mano girarmi attorno alla faccia proprio, quindi ho visto camminare carte che camminano. Mi sono andato, era il mese di dicembre, mi ricordo come se mo fosse, sono andato qui sotto, sotto la fontana a buttare la testa dentro. E ho detto, ma butta sta roba. Ti giuro, ancora no, avevo 20 anni, sto parlando di 24 anni fa. Avevamo preso questa roba che veniva dalla Calabria, quindi è una cosa proprio
Sì, la chiamavano erba rossa del diavolo, si chiamava all'epoca, io parlo di 20 anni fa, quindi molto tempo fa. Era un'erba rossa calabrese, ma vi giuro ragazzi, ho fumato di tutto, ma quello non l'abbiamo toccato più. Ci ha mandato il cervello proprio in tilt. La mattina eravamo 6-7 di noi, ma si parla di 20 anni fa, eh. Uno peggio dell'altro sta. No, no, che cazzo abbiamo comprato in Corona, devi dire. Noi ci abbiamo messo nulla dentro, abbiamo messo questa cosa che avevano portato dalla Calabria. Un amico ce l'aveva portato, ha detto provala, e l'abbiamo provata. E ma cazzo, ma quello faceva paura. C'è chi addirittura un ragazzo ha fatto una nottata proprio che non si è capito nulla, si è allucinato, ha incominciato a correre per le villette che stanno sotto questo palazzo e diceva la madama, e correva, la madama, ma non c'era nessuno dietro. Aveva preso una allucinazione proprio. Gli altri lo stesso sono stati male, quindi 6-7 di noi, proprio uno peggio dell'altro. La mattina ci siamo visti e abbiamo detto ragazzi, sta roba non è cosa. Quindi faceva, ma parliamo ragazzi, 2020, stiamo parlando degli anni 2000, anzi no, 1996. Un bicchiere di bianco frizzantino. Io sto parlando, era il 1996, io avevo 20 anni. Sì, 96 erano, quindi vedi quanti anni fa. Poi ho smesso di fumare pure le sigarette che sono tanti anni. No, a morire no, avvocate, no, no, però a lui ha fatto la cosa che si pensava che stava la polizia dietro, la madama. A me ha fatto l'effetto che camminava la roba intorno. Poi ognuno l'ha presa a modo suo. Se hai paura di qualche cosa ti fa vedere quello che non vuoi vedere. Quindi questa è la famosa paranoia. Quindi di farti vedere ciò che non esiste in realtà. Io vedevo le carte di camminare, ad esempio, quindi vedevo la carta che mi girava tipo intorno, ma dicevo, ma è possibile? Eppure l'avevo in mano la carta, eh. Però io la vedevo davanti agli occhi che circolava, camminava proprio. Anche se sapevo che la tenevo in mano. Una botta da niente. Quindi mi ricordo che poi ho domandato al ragazzo che l'ha portato, ho detto ma dove cazzo ha pigliato sta roba? Ha detto che ne so, questa si chiama erba rossa del diavolo calabrese. E ho detto guarda, non so che ci stava dentro, ma è troppo, troppo, cioè ha mandato il cervello proprio in tilt proprio. Che poi a un certo punto ho detto vado in ospedale e che dico? Mi sono fumato l'impossibile? Però... Sì, sì, Franco, buonasera. 26 dicembre cade il meteorite, è vero. Ma guarda, Palu 93, non so dirtelo, guarda. Penso di no comunque, diciamo che quelli là più rischiosi sono Apopis 2029, almeno per il momento, quindi diciamo quello più micidiale sarebbe questo, quindi non credo, devo informarmi, non lo so. E tanto se cade, ragazzi, non è che ci possiamo salvare, eh? Quindi se cade, qua stiamo, quindi dove scappiamo? I bunker non ce li abbiamo, quindi è inutile. Ciao Franci, buonanotte. State buoni. Quindi quando cade, qua stiamo, ragazzi, quindi non è che ci possiamo fare nulla, quindi è inutile mettere le mani davanti o nascondersi. Quando andiamo a morire, quando è arrivata la nostra ora, arrivederci e ciao. Ciao, Fra. Ci aggiorniamo, frate. Sono poche, quindi diciamo che Peppo Snell, ma qua Snell, che io sto belle cicciottello, qua Peppo Snell.
Io sto bello in carne. Denglos. Peppe snelli. E ce ne va ancora, Franci. Bello cicciottello, quindi qua Peppo snello. Guarda, mi dispiace, lo so, dice, tanti hanno bambini piccolini, quindi mi auguro che non cade mai nulla, eh. Partiamo da questo, copriti. Quindi mi auguro che non cade mai, quindi è meglio così. Allora, io premetto che tutti gli articoli che metto non è che io so al 100% se è vero oppure no, quindi io dico la notizia che trovo sulle notizie astronomiche, poi è capace pure che un giorno io non dico nulla e cado lo stesso, quindi non è che c'è bisogno di un mio video. Copriti, 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 copriti. Ma guarda, io non c'ho nulla di, proprio diciamo di imbarazzante al finale. Vino, finale penso di stare normale, quindi non è che sto nudo. Vino, e bevetevi il vino, che vi devo dire? Abbiamo perso la signora del meteorite, bah? La signora Paola del meteorite non ci sta più, tutti scomparsi? Vabbè, Smoke a finale l'ho eliminato io a finale, quindi il famoso Smokey è stato eliminato dalla graduatoria. Mi sa che era la signora, però indipendentemente l'abbiamo tolto onde evitare problemi. Vabbè, dai, vi saluto a tutti, ci sentiamo domani. Buonanotte a tutti. Ci aggiorniamo domani, quindi buonanotte a tutte. Il cielo qui è sereno, quindi domani sicuramente sarà bel tempo, quindi io e Avvocatella siamo timide. Sì, sì, si vede, sì, sì. Ma scherziamo. Ci mancherebbe. Notte a tutti, ciao, arrivederci, ciao Incoronata, ciao Avvocatella, ciao a tutti.